Ennesima giornata bollente di un'estate tra le più calde che la memoria possa ricordare. Temperature ben al di sopra della media. Tra i capoluoghi veneti record a Treviso dove si sono toccati, come indica il bollettino ARPAV, i 37,6 gradi, 37,4 a Vicenza e 36,3 a Verona. Domani potrebbe essere ancora peggio con l'alta pressione subtropicale africana che farà salire ulteriormente la colonnina di mercurio. 16 le città italiane da bollino rosso per il caldo. In Veneto allerta 3 a Venezia e Verona, ma una tregua potrebbe arrivare nella serata di sabato con un sistema perturbato che interesserà la nostra regione. Porterà un peggioramento con delle precipitazioni e soprattutto un abbassamento forte delle temperature. Quindi domani inizialmente cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio graduale peggioramento, dalla serata qualche precipitazione sparsa, un po' più diffusa dopo, con fenomeni anche temporaleschi. Temperature minime intorno ai 22-23 gradi, massima al di sotto dei 30 gradi nella giornata di domenica, quando ci sarà ancora un po' di instabilità destinata a lasciare però poi spazio ad un miglioramento e al ritorno del bel tempo. Un miglioramento che porterà poi una settimana, la prossima, all'insegna ancora del tempo stabile, ma con tipo di tempo, ripeto, più piacevole, massime intorno ai 30-31 gradi.